E buongiorno a tutti, sempre dal gruppo quelli delle 720, eccoli qua signori, un saluto. È arrivato anche, vedete là, Pillosio, 2L, quindi Pillosio. Finito la quarantena. Ha fatto anche un'ottantena perché è stato dentro per ubriachezza molesta e poi però adesso è tornato a posto. Ecco. Direttamente poi da Torino, quindi, e siamo qua con tre sorelle, vedete la lampada sempre che ci scala, infatti sono tutto scottato qua, attenzione te. Sì. Vediamo anche Marco oggi che ha fatto la riga in mezzo, larghissima. Allora, mi dicono sempre, non per fare mai barzellette sui turistini, non c'è problemi, la facciamo stamattina. E se uno che l'esame, tipo le scuole, però l'esame per passare dei livelli in regione, non so, diciamo, no, ecco. Allora, questo qua va, buongiorno, allora vari domani c'è l'esame e si farà 3 domande sugli animali dell'Africa. Sugli animali mi sono preparato, non c'è problemi. Arriva il giorno dell'esame, allora, buongiorno, prima domanda, mi dici, allora, prima domanda, se è un animale dell'Africa, se è grandissimo, se è grigio, due orecchie grandi, che è una roba che la viene su basso per mangiare e respirare, e se è il più grande animale dell'Africa, cosa fossi? Beh, dunque, se sei il più grande animale dell'Africa, ma dovrei essere, non mi viene, l'emozione non mi viene, no? Non mi viene, dammi una mano, e allora, che dammi una mano, prima domanda, che dammi una mano, allora, el e lui. E il leone? Ma no! Elefante, che è il leone? Ma l'emozione, mi scusi, ho sbagliato. Seconda domanda, se è un animale sempre dell'Africa, se è come un cavallo un po' più piccolo, se è pitturato di strisce bianco-nere come l'Udinese, come la Juventus, cosa fossi? Beh, sempre nell'Africa, sì. Insomma, allora dunque dovrei essere, non mi vede. L'emozione che c'ha pa stomaco, non arrivo a capire. Deve una mano, sì, ho capito, ma è facile, no? Vabbè, vediamo una mano, Zep, e lui. Zeleo? Ma no! Zebra, che Zeleo? Zebra! Mi scusi, allora l'ultima domanda che adesso averla perché, vabbè, c'è un animale dell'Africa, il volo alto, grandi ali, con brutto becco, spelato drio, grandi artigli, quando vede una carogna viene basso, e cammina, lo chiama spazzino dell'Africa, sai che cammina, con le zampe così, e il chiama spazzino, cosa fossi? Beh, questo, il volo alto, sì, vola, allora, grandi, dunque, spazzino dell'Africa, brutto a becco, brutto, porta sfiga, allora, dove vola, sì, il vola, non mi viene, guarda tu la testa, un lapsus, non so come si dice, ma non so, l'emozione dell'esame, sì, ho capito, ma magari, boh dai, love e lui. La volvete che sei il leone. Eccoli qua. Ci vediamo forse lunedì. No, sempre a Dio piacendo, dalle tre sorelle. Ricordo aperto in, come si dice? Aperto in veranda. E ha fatto altri posti all'aperto, ha tolto il tetto. Ciao.